Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, 32esima tappa del Giro del Mondo. Da Rabat a Dakar, che è la capitale del Senegal. Ormai ultima tappa africana e poi andiamo in Sud America. Ok, buono. Cambiamo visuale. Ecco, magari non questa. Aspetta un attimo. Facciamo... Solito, non ce l'ha neanche. Che bello. Ah, che palle. Questo è come vedete è un Airbus dell'Iberia. Ok. Perfetto. Opzioni. No, anzi. Viste. Strumenti. GPS. Ok. Sono 1296 miglia, quindi dai. Tappa regolare. Ho appena vinto l'Europeo con l'Ucraina, si gode. Oh, no, aspetta un attimo. Ok, andiamo. Vai. Ok. Vai. È l'alba, quindi sono le 5:10 del mattino. Speriamo di arrivare con un bel sole. Dai, cavolo, dai. Dai, Airbus, dai. Oggi devo fare un atterraggio decente dopo l'ultimo indegno di Rabat. Mamma mia, che robe indegne che ha fatto. Vai. Tutta la pista mi serve, raga. Tutta la pista. Vola. Buono raga, siamo in rotta. Allora, ho 3 annunci importanti da fare. Il primo riguarda Amnesia. Allora, io volevo fare una mod però non lunghissima. Cioè io preferisco mod non lunghe, però super paurose. Così ne posso fare di più. Quindi se qualcuno ha in mente una mod carina, non troppo lunga, ma terrorizzante, me lo scrive sotto il video e vediamo di fare quella mod là. Anche se dopo ragazzi non esistono mod troppo corte, pazienza, consigliatemi, voi fate così, consigliatemi tutte le mod che conoscete, mettete questa è lunga, questa è corta, questa è media, e poi vediamo quella più, come si dice, quella più interessante la vado a registrare. Poi altro annuncio è, sì, che ho aperto un account di Twitter. Adesso starò un po' meno su Facebook perché mi sta un po' rompendo le balle e volevo provare sto Twitter, quindi adesso sotto il video ci sarà il link con il nuovo account di Twitter. Poi altra cosa, Alan Wake. Io al primo video ho fatto un discreto successo, volevo sapere se volete che insomma altri video di Alan Wake, io sono disposto a farne un pochettini, un 5-6, quindi se avete voglia ci sono, se dopo il gioco mi prende tanto e non è lunghissimo posso anche finirlo, però dipende dalla lunghezza perché sapete non ho tanta voglia di fare gameplay completi, preferisco fare 5-6 video, faccio vedere il gioco al massimo della grafica e poi basta insomma, però se non è lunghissimo e se vi piace tanto io lo posso continuare. Buono, non c'è altro da dire, sì sono andato un po' fuori rotta perché con questa visuale del cazzo non riesco a muovere l'aereo e niente, andiamo. Buono ragazzi, siamo pronti per il momento Super Quark. Allora è molto, sì, oggi sorvoliamo solo due nazioni, il Sahara occidentale, che non mi ricordo capitale, non so che sia uno stato, però mi pare il Sahara occidentale, quello più verso la costa, e la Mauritania, che la capitale ha un nome impronunciabile, è Nouakchott, una roba del genere, quindi proprio nazioni veramente non dico sconosciute, però insomma non è che vai ogni giorno in Mauritania a fare chissà cosa, insomma, quindi sono nazioni non proprio tra le più famose. E niente, che altro dire, arriviamo in Senegal, la capitale è Dakar, dove c'è stata la celebre Parigi-Dakar, che è una corsa automobilistica di moto e di macchine incredibile. Adesso mi pare che non sia più la Parigi-Dakar, ma che adesso sia in Argentina, robe così, quindi un casino comunque, ecco.
queste sono le notizie. Tanto posso dire, sì, il Senegal è arrivato ai quarti di finale ai mondiali del 2002, il risultato migliore per la squadra senegalese, con il grande Diouf, non mi ricordo. E da Alberto e Pero Angelo è tutto, un saluto da Super 4. Ragazzi, siamo a 604 miglia, veramente qua c'è molta roba, un deserto e basta, proprio una cosa spettacolare, guardate che bello. Guarda che bello, deserto, 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 guarda che bello, tutto solo only deserto, veramente, cioè è pazzesco. Volevo salutare la Michelina che rende sempre le mie giornate meravigliose, un saluto e un bacio a lei. Poi che altro, salutiamo il ladrone, la piadinona e tutti quanti. E niente, adesso ragazzi devo preparare un vlog per portare un po' di fortuna per gli europei. Cioè ragazzi, ormai ci siamo, la tensione alle stelle, almeno per me o per tutti quelli appassionati, malati di calcio come me. Quindi volevo fare un vlog insomma pre-europeo. E poi volevo fare anche qualcos'altro, però quello in base ai risultati dell'Italia. Quindi se l'Italia va bene ci saranno dei vlog pazzoli del Comendone. Se l'Italia va male spacco tutto, quindi sarà un po' così insomma. Mancano le 21, buono, comunque sto aereo qua di Liberia è carino, però non capisco perché c'è quel buco in mezzo che c'è anche su quello dell'Italia, sarà un bug grafico. Ragazzi, ormai ci siamo, 214 miglia all'arrivo. Ragazzi, devo dire una roba, veramente in sti giorni, sono a Venezia, quindi insomma, noi percepiamo sempre un po' meno il terremoto. Col fatto che comunque il nostro sottosuolo c'è sabbia, argilla, quindi non è roccioso. Ma sti terremoti veramente, io ne ho sentiti 4, i primi 2 sabato scorso e lunedì gli altri 2. Cioè veramente ti mettono un'ansia, ma soprattutto perché pensi in quel momento che dove c'è l'epicentro, dove ci sono insomma a Modena, a Ferrara, in quei posti là, c'è gente che può morire. Io sentire, soprattutto operai, gente che lavora, che perde la vita così, è incredibile. Io non ho parole, spero che non ci sia più niente, perché io ho scaricato un'applicazione per il telefono, così mi tiene sempre in aggiornamento sulle varie scosse in Italia. Cioè, quella gente ogni 10 minuti ha scosse di 2.5, 3.2, 3.8, cioè deve essere veramente una merda, stare con sto sciame sismico che ogni 3 secondi senti tremare la terra. Quindi insomma il mio pensiero è che se non, per quello che vale, va per sta gente che sta soffrendo e che dà in ansia per questo terremoto, ecco, se si può contribuire con un messaggio, con qualcosa, 2 euro, 1 euro, quello che è, per aiutare le popolazioni, insomma mi sembra un gesto, una cosa giusta da fare per persone cioè, certe persone hanno perso tutto, lavoro, casa, cioè veramente è incredibile. Vabbè, dai, adesso dedichiamo questi minuti all'atterraggio, dai, che sennò che non vorrei creare io un terremoto qua in Senegal. Ragazzi, ho dovuto girare all'aeroporto, lo prendo dall'altra parte perché l'ho preso male, quindi, cioè, da deficiente come sono, ero troppo alto, quindi ho dovuto girare l'aeroporto e quindi sono dall'altra parte, ecco, vabbè, pazienza, vediamo, sono anche storto, cazzo, veramente non è... Si vede che da un po' che non gioco, perché per carità non è che ho mai brillato per atterraggi da pro, però insomma, ma la vedo dura raga, cioè veramente ho bisogno della carica positiva di voi iscritti, perché qua la vedo brutta. Mamma mia, fioi, sono storto, vedi questo, vedi sto aeroplano du cazzo. Porca miseria. Mamma mia, cioè veramente. Attention please, i passeggeri sono morti di infarto. I passeggeri sono morti di infarto, fioi. È ufficiale. Mamma mia. Sto arrivando anche veloce forse, ma forse la velocità è anche accettabile. È la direzione che fa schifo. Allora aspetta, giriamoci un po'. Ok, va bene, dai. Licenza poetica. Dai. Vabbè, mi sono salvato in corner. Salvato in corner, ragazzi. Salvato in corner. Incredibile. È andata, fioi. È andata. I passeggeri sono morti, ma non importa. L'importante è essere arrivati. Storti, ma siamo arrivati.
Ok. Allora ragazzi, le rotte africane sono andate, la prossima si va in Brasil, Brasil, Brasil. La prossima è Dakar, Brasilia. E andiamo a trovare Pato, Neymar e Ganso che vanno alle Olimpiadi. No, Ganso non so se va alle Olimpiadi, però Pato e Neymar mi pare di sì. Buono ragazzi, anche sta 32esima tappa è andata. Ormai siamo, non dico alla fine, però dai, il più è andato. Adesso vediamo veramente, adesso ho visto che mi avete mandato dei messaggi, in tantissimi, che volete partecipare al Giro del Mondo. Il fatto è che siete comunque in tanti e per non scontentare nessuno cerco solo di contattare le persone più strette come il Bode, Sab, il Piada, che purtroppo col lavoro e tutto non è facile, infatti anche il Piada non carica tanto, io riesco almeno uno al giorno, però faccio anche fatica, è normale, purtroppo se hai una vita anche, insomma, con una vita sociale, lavoro, morosa e tutto, non è facile gestire il tutto in maniera normale. Però, insomma, dai, io spero che su qualche altro, insomma, visto che mancano ancora una ventina di rotte, insomma, qualcuno deve venire, che sia lì il Piada o qualcun altro, insomma, qualcuno riesco a portarlo prima della fine del Giro del Mondo. Buono raga, alla prossima. Ciao!